Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Un mandi a tutti i nostri amici che si stanno in questo momento chiamando sul nostro sito web friulitv.net con linee dirette serie, collegato con noi Michele Tomasella, che è uno dei responsabili di Aquile dal Friuli, noi perché un errore di battitura, perché Aquile Furlane, ma le Aquile dal Friuli. Allora, buonasera Michele, grazie per la partecipazione. Buonasera a te Omar e buonasera al tuo pubblico. Bene, allora preferisci che parliamo in lingua tradizionale o in lingua locale? Dimmi tu come ti va meglio. Parliamo in lingua tradizionale, per questa volta in Parliamo in italiano perché chiaramente voi portate avanti, insomma, come Aquile dal Friuli, le tradizioni storico e culturali anche della nostra regione, però principalmente ci sono anche tra i vostri associati anche gente che non mastica molto bene, no? Si dice la marilenga. Esattamente, il nostro movimento raggruppa persone che che vivono e risiedono comunque in tutto il Friuli geografico e non tutti, il Friuli è grande, lo sappiamo benissimo, non tutti tanti lo comprendono, quasi tutti lo comprendono, ma non tutti lo parlano, ma comunque noi anche tenendo in considerazione queste persone, diciamo così, parliamo in italiano, ma tra di noi io lo mastico un po', comunque certo. tento lo parlo ogni tanto, ma preferisco l'italiano, sì. Quello che conta è che comunque il vostro movimento, che è nato qualche anno fa, piano piano sta cominciando a seminare, a raccogliere, no? Perché voi comunque usate i vecchi sistemi tradizionali per battere il territorio, cioè i mercati e via dicendo, e anche il porta a porta, come si dice. Poi chiaramente è arrivata la pandemia e ha rivoluzionato un po' le carte in tavola. E allora, a livello politico, innanzitutto, che 2020 è stato per Aquile dal Friuli? Diciamo che è stato un anno condizionato dalla pandemia. Noi abbiamo una storia relativamente giovane, noi siamo nati nel 2017, siamo quasi riusciti per un soffio a essere eleggibili alle scorse regionali del 2018 e di anno in anno c'è stata un'evoluzione del nostro movimento, un accrescimento. Nel 2020, diciamo così, la pandemia ha un po' stroncato quelli che erano i nostri progetti, perché noi avevamo comunque l'intenzione di appoggiare, di supportare delle liste civiche che erano iscritte in diversi comuni, appunto per le comunali della scorsa primavera, tra cui Cividale per esempio, tutte liste civiche che comunque, quindi non parliamo di partiti politici di carattere nazionale, liste civiche che avevano come priorità e come punto focale del loro programma quello che era la difesa del territorio, il lavoro per la gente, per le persone e la difesa dell'ambiente, tutto quanto quello che poteva concernere, diciamo così, appunto la difesa del territorio e della nostra gente, tutto qua, perché noi puntiamo appunto a quello come nostra linea guida. Come dicevi prima, il nostro movimento è un movimento che ha tra le sue peculiarità quella proprio di scendere tra la gente. Di certo, di sicuro, anche nel momento attuale questo non è fattibile, ma siamo su internet, con il nostro sito, con il nostro Facebook e torneremo presto, speriamo, a scendere tra la gente per incontrare, per raccogliere le loro istanze e portarle a chi di dovere. Allora, lei ha sottolineato una cosa importante, no? Per quanto riguarda il vostro movimento, voi siete principalmente dei civici, nel senso che non avete un'area partitica, avete la vostra area politica, però non avete un'area partitica, nel senso che avete la vostra idea, state portando avanti chiaramente i principali problemi legati alla nostra regione Friuli Venezia Giulia, con tutti i territori che hanno anche loro la loro ulteriore particolarità, no? Perché se andiamo a analizzare bene,
la stessa, per fare un esempio, la stessa provincia di Udine ha delle aree, macro aree al suo interno, dove ci sono delle diversificazioni ben precise rispetto magari, o diversità rispetto ad altre zone, rispetto alla stessa Udine città non ha le problematiche dell'Interland, no? Tanto per fare un esempio. Dunque immaginiamoci girare tutta la regione. Quello che conta è da capire bene, voi comunque come civici, diciamo così, viaggiate in un certo senso con i fari accesi ma a vista, nel senso che non avendo una chiara identificazione partitica all'interno del vasto mondo della politica italiana, potrebbe capitare che alcuni vostri candidati come partito politico o in alternativa indipendenti, come si usava una volta, no? All'interno di una lista civica magari può esserci in qualche comune un centro-sinistra, in qualche comune un centro-destra, tanto per dare indicazione, no? Certo, certo. Dicevi benissimo, non abbiamo ideologie di sorta. Quelle che contraddistinguono, diciamo, i partiti classici, tradizionali, chiamiamoli anche nazionali, a noi vengono a mancare. La nostra peculiarità come movimento autonomista è appunto quello di mettere davanti non il colore rosso, nero o bianco, ma di mettere davanti quello che è il Friuli. Come dicevi prima, il Friuli ha una estensione limitata, ma al tempo stesso è molto diversificata. Va tutelato ogni aspetto geografico, ambientale della regione, va tutelato il Friuli Marittimo come la montagna che sta, ahimè, purtroppo morendo perché non è tenuta in considerazione, purtroppo. Ogni area da far rinascere come industrialità, come commerciabilità e quant'altro. Noi appunto, sì, è successo che, diciamo così, nel caso in cui, voglio dire, noi siamo dei civici in buona sostanza, quindi è improbabile che il nostro movimento supporti direttamente un partito che sia Lega, che sia PD, che sia 5 Stelle, è altamente improbabile. Le liste civiche nascono appunto loro stesse per un po' distanziarsi da quella che è la linea guida di un partito principale. Ed è lì che noi possiamo trovare quelle che sono le particolarità che possono essere legate al territorio, ed è lì che il nostro movimento, molto probabilmente, ecco, letti i programmi, valutate di persone, vanno a dare quello che è il proprio supporto. Chiaro. Senta, Michele, 2021 ci saranno importanti novità, perché ricordiamo che si va al voto in diverse città anche importanti del Friuli, Venezia Giulia, con il rinnovo, no, dei sindaci, tanto per fare dei nomi, Trieste, Pordenone, c'è da capire Monfalcone se sarà nel 2021, se sarà posticipata al 2022. In questo caso lo sappiamo perché le elezioni a Monfalcone erano state posticipate già all'epoca a causa il referendum per la fusione con i 3 comuni. Dunque da capire se viene calcolato il fatto che l'amministrazione comunale è entrata in servizio a dicembre o al massimo a gennaio dell'anno seguente, e dunque teoricamente la scadenza viene posticipata, no? Ma al di là di questo, poi ci sono anche tanti altri piccoli comuni, piccole entità territoriali dove ci saranno le elezioni politiche. Amministrative, scusate. Quello che conta è da capire poi la squadra, no? Trovare anche le persone giuste. Oggi c'è molta difficoltà, no? a portare vicino persone che vogliano o che abbiano, come si dice, l'istinto di provare, no? il sapore dell'amministrazione locale, per vari motivi, perché basta vedere quello che è successo a Torino, no? Un sindaco può rischiare di trovarsi da un giorno all'altro con il sedere per terra per motivi X che magari non c'entra direttamente lui. E uno, due, la malpolitica italiana che non invoglia il cittadino al senso civico, cioè a candidarsi per provare e portare le proprie idee all'interno delle amministrazioni comunali e via dicendo, no? Dunque anche qui ci sono difficoltà. Poi tra l'altro c'è anche il quorum, no? per quanto riguarda la raccolta delle firme, per le liste e via dicendo. Insomma, sarà un impegno di non poco conto.
Certo, senza dimenticare il fatto che tra 2 anni, se la matematica non mi inganna, ci sono anche le regionali ed è esattamente, 2023. diciamo, quello insomma, la grande manifestazione a cui noi puntiamo. Tornando alle amministrative, naturalmente sottolineo e appoggio la tua idea del fatto che c'è molta disaffezione tra la gente comune, tra i quali anch'io insomma mi raggruppo, verso la politica in generale. Basta vedere insomma quello che sta accadendo a Roma, non aiuta di certo a far sì che i cittadini insomma ricomincino ad amare la politica. Però c'è da dire che noi, appunto, per i discorsi che anche facevo prima, ci distacchiamo da una teoria partitica, e quindi il nostro, essendo un partito territoriale, notiamo che c'è molta più affezione nelle persone nel nostro movimento, che porta avanti una sorta di idee, rispetto a quello che può essere un partito al quale eventualmente si stenta a credere nei programmi, si stenta a credere nelle persone e quant'altro. Noi abbiamo questo grande vantaggio che, essendo apartitici, la gente notiamo che è molto più vicina a noi, perché noi trattiamo argomenti che ritrovano uscendo di casa, ritrovano andando al lavoro, ritrovano percorrendo una strada e quant'altro. Per cui insomma abbiamo sempre avuto un grandissimo sostegno da parte delle persone. Le prossime comunali amministrative di quest'anno ormai sì, ci saranno in grossi centri, tra i quali appunto, come ricordavi tu, anche Pordenone, anche San Vito al Tagliamento. E noi stiamo, nei limiti del possibile, spesso anche in videoconferenza, perché di più non si può fare, stiamo cercando possibili futuri amministratori che con noi condividono le idee. E laddove li troveremo, noi li supporteremo con tutti i nostri mezzi possibili e immaginabili, naturalmente. La domanda Tomasella che viene spontanea, dopo tanti anni, perché non esiste una confederazione delle varie anime del discorso delle anime, no? Dicevo, dell'autonomismo del Friuli Venezia Giulia, cioè quello che accade ad esempio in Valle d'Aosta piuttosto che in Trentino Alto Adige, dove praticamente ci sono questi gruppi, no? Dove poi ci sono le varie frammentazioni, e poi nel contesto ci sono anche dicevo, anche il gruppo principale che poi va al Parlamento per portare avanti le problematiche del territorio. Perché in Friuli Venezia Giulia ci sono queste difficoltà? Concordo con te, sarebbe una cosa magnifica, sarebbe un unire le forze, sarebbe un ingrandire quello che è un movimento autonomista importante della regione. Il problema, purtroppo, come abbiamo constatato e ci siamo anche resi conto, è che nel momento in cui c'è la volontà e come dire, la voglia di far nascere un qualcosa, volenti o nolenti ci accorgiamo che molti gruppi strada facendo si perdono. Vengono purtroppo, come dire, inglobati in soluzioni per esempio partitiche, diciamo si disciolgono strada facendo, e noi stiamo invece tentando, e ci stiamo anche riuscendo, di tenere questo movimento in piedi, con la forza anche delle persone, e stiamo chiudendo, perché questo è uno dei punti, ripeto, nodali della nostra Costituzione, di questo movimento, stiamo chiudendo le porte a tutti coloro, e ci sono tanti, a tutti coloro che tentano dall'esterno di far sì che Aquile dal Friuli, forse per la scomodità, questo non lo so, sparisca appunto, o meglio venga inglobato in qualche altro partito. E noi ci avevamo provato, da tanti anni che ci stiamo provando, però non nell'interlocutore, diciamo nel referente o comunque nei presidenti, nei segretari di partiti che si definiscono loro autonomisti ma che in realtà non lo sono, non troviamo questa linea d'unione, questa linea di intenti, di idee comuni che ci consentono di allacciare un rapporto e un discorso che può essere duraturo e sicuramente produttivo per il Friuli. E questo ce ne dispiacciamo purtroppo, sì. Bene, Michele, io ti ringrazio per questo intervento. Avremo altre occasioni con voi perché stiamo mettendo in piedi, come si dice, un qualcosa insieme.
the work in progress, come si dice in questi casi, con varie iniziative che farete sul territorio, un appuntamento quindicinale, settimanale, insomma stiamo elaborando qualcosa per comunicare attraverso anche i nostri spazi quelle che sono le iniziative, insomma, di Aquile dal Friul sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Vi farete, scusa, non ti avevo chiesto, vi presenterete anche a Trieste? Cercherete comunque di fare qualcosa anche su Trieste come comunali? No, non è previsto su Trieste. Comunque diciamo vi limiterete solo nell'area di copertura di quello che era il Friuli storico, tanto per essere. Esattamente. Chiaro. Bene, io ti ringrazio Michele, buona serata a te. Grazie a te. Vi do appuntamento, come si dice in questi casi, con Aquile dal Friuli la prossima settimana per sentire un po' quello che accade, l'aria che tira, le novità rispetto a quello che è stato presentato nel corso di questa edizione. Termina qui Linea Sera, vi diamo appuntamento intorno alle 23:30 con Linea Notte, con gli aggiornamenti e le notizie accadute nel corso delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per l'ascolto, Mandi e alla prossima. Buona serata. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.